Allora, noi abbiamo ascoltato gli amministratori del posto, quotidianamente abbiamo contatti con gli imprenditori, cioè i titolari degli stabilimenti e ovviamente al di là di provvedimenti legislativi, di modifica dei piani PURT e altre cose, necessitano delle risorse per poter adeguare e riordinare gli stabilimenti. Una delle proposte che è emersa durante il dibattito del Consiglio regionale è quella di trovare risorse attraverso la Comunità Europea, ovviamente a regia diretta, dove proprio per questo settore specifico, dove c'è anche una parte ovviamente di sanitario, una parte di ambiente, la geotermia, potrebbero esserci importanti risorse. Poi ovviamente una attenzione non solo come ente regione per il bacino euganeo, per il più noto Abano, Montegrotto, Battaglia, Torreglia ed altri, ma per tutto il sistema terme del Veneto, Requaro compreso e la parte del Veneto orientale.